addio fanciulle care, domani me ne vo, ma vesta militare, usciabile e sciaccò, partite c'asilo, che impaccia sto cuore vostro, ma via che cedo il posto, ora chi non lo può. Nanni, miette da chiagnere, non è, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme che mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. In faccia non scritto, che non scritti so, o generare a dit, sceglie che grado. Buon'uomo dice frise, te metto in coppo braccio, così in amiche faccio quello che non si può. Nanni, miette da chiagnere, dune, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Mannaggia che una guerra, stavolta non si fa, se no tutta la terra vorrebbe far tremare. Fra un anno alla stazione venite tutti quanti, col grado di tramante, Totonno tornerà. Nanni, piette da chiagnere, dune, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme che mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Teledauna ad un nuovo appuntamento con Nino Delli racconta la canzone napoletana. Sì, Totonno se ne va. Totonno se ne va, invece noi arriviamo, Totonno se ne va e noi invece siamo arrivati. Per farvi ascoltare. Un saluto a tutti quanti voi. Oggi siamo belli carichi, abbiamo tantissimo da far vedere. Sì, Hai portato un po' di materiale? Un po' di materiale, c'è sempre. Allora, Telesicilia. Telesicilia, sì. Bellissima questa canzone. Invece adesso passiamo a una canzone allegra, famosissima, sì. famosissima, che tu comunque nel tuo repertorio hai sempre, mi pare anche nei concerti, se non ricordo male. Sì, a Tazza e Caffè. A Tazza e Caffè, famosissima. Io pensavo addirittura fosse tua. Da piccola ho sempre pensato che fosse una tua, invece... Ma con Simone e Brigida, Tazza e Caffè Parita, sotto delito zucchero e in coppa Amaresina. È una canzone sempre a doppio senso, che Capaldo ha fatto il lampadino, ha fatto un sacco di canzoni di questo genere, come l'ha fatto Mamma, eccetera. Però qui Capaldo lavora in un bar, il bar turco a Napoli, sì. e mentre lavora ogni tanto butta l'occhio alla segretaria, alla cassiera, e gli dedica questa canzone sottotitolo. Insomma, la sfotta però perché lei non ci stava con lui. Sì, se la tirava un pochettino. Se la tirava un pochettino e lui ci fa la canzone. Amaresina, capito? Sì, sotto delito zucchero in coppa Amaresina. E fa a Tazza e Caffè. Allora, questa è comunque del 1918. Sì. Fassano Capaldo. E va bene, vediamo Nino Delli con A Tazza e Caffè. Corria sapeva che si m'avvedite, facite sempre faccia amareggiare, ma voi quanto più brutta vi facete, più bella all'occhio mi vi presentate, io non saccio si ve ne accorgi. Ma costimo dai bricci, tazze e caffè marite, sotto tenito zucchero e in coppa Amaresina, ma tante caccia votà e tante caccia girà, con dolce sotto la tazza fino a mo' che va ad arrivare. Che
più tempo passa e più va raffreddato, invece per riscaldare caffè squisito, e belle case pure vigilate, si dà delizia un caffè granito, facendo concorrenza limonata. A gusti modo i bricci tazze caffè varite, sotto di zucchero e in coppa maresite, ma tante caccia a votare e tante caccia a girare, con dolce sotto la tazza fino a mo' che m'ha d'arrivare. Voi siete mamma del passatore e bellezza mia figlia carattere, si voi vi divertite a cagnacore, vi faccio carte per senza denaro, bella pariglia fosse ma f'amore. Ma gusti modo i bricci tazze caffè varite, sotto di zucchero e in coppa maresite, ma tante caccia a votare e tante caccia a girare, con dolce sotto la tazza fino a mo' che m'ha d'arrivare. Ma gusti modo i bricci tazze caffè varite, sotto di zucchero e in coppa maresite, ma tante caccia a votare e tante caccia a girare, con dolce sotto la tazza fino a mo' che m'ha d'arrivare. Vabbè. Bellissima questa canzone. È bellissima, ha fatto la storia della canzone italiana. Certo. Adesso passiamo invece a una canzone un po' più allegra, Sì. che è Braccio a te. Ah, Braccio a te, bellissima questa. Questa qua è del 59, quando io ho incominciato a cantare, e per le strade di Foggia, tra via Giannini, la piazzetta del Carmine, da quelle parti là, via Bengasi, via Homs, tutta quella zona là, cantavo questa canzone più qualche altra del festival, Sì. che era il 7° Festival di Napoli, Sì. che si fece al Mediterraneo. Questa ha vinto? No, Oppure è arrivata... proprio perché non ha vinto, è successo a Baldoria, nel teatro. Sergio Bruni Si sono l'ha tirati- portata. Sì, Sergio Bruni l'ha cantata. Sì. Però l'autore è Marotta, il grande Marotta, Giuseppe Marotta, Sì. che aveva fatto il romanzo del Loro di Napoli, aveva scritto Sì. questo libro Sì, bellissimo. sì, sì. E allora proprio Marotta, che era un grande personaggio, e poi Bonafede, che mi ha diretto al Festival di Napoli a me, Poi nel... successivamente, dopo sì. 10 anni, Sì. che poi ho conosciuto all'epoca quando sono andato a Napoli, e Marotta e Bonafede si mise a fare un casino nel teatro. Scarpate a destra, a sinistra, sulle sedie, Sulle poltrone. io ho le fotografie E Perché non arrivò fra le prime tre, neanche fra le... fra le prime tre, ma la canzone è bellissima. certo, A Don meritava. L'acqua che viene, sposa l'acqua che va, poi una frangettella in nuvola, è bellissima. Certo, certo. Vabbè, però è come tante canzoni che non arrivano ai primi posti, che però poi hanno tantissimo successo. A Ferruglio, a Napoli. Succede ancora oggi, che tante canzoni che arrivano anche ultime, alla fine poi vendono tantissimo. Fu la più bella, ci stava anche Chiovaz a Fun, però questa fu più era bella. la più bella. Va bene, allora la riascoltiamo molto volentieri. Braccio a te. Braccia a te, addo l'acqua che viene, sposa l'acqua che va.
e si Maria, c'ho principi e una rosa, un'albe macchia che spia dinta una chiesa, e per te non ci vanno rarità. Tazzulelle mare, no fazzolette rene, addo l'acqua che viene, sposo l'acqua che va. Una Francia delle nuvole, una branca e stelle chiare, e io vicino a te. Core sto cuore, io mi spero e mi darò, dolce dolce senza freno, braccia a te, braccia a te. Tu non tieni 20 anni e si figliolo, c'ho principi e non sono, si palomma che vola in coppo giri, e per te non ci vanno rarità. Una Francia delle nuvole, una branca e stelle chiare, e io vicino a te. Core sto cuore, io mi spero e mi darò, dolce dolce senza freno, braccia a te. Braccia a te. Bene, questa era Napoli in bianco e nero, perché mi dicevi che tu l'hai incisa poi nel 71, anche se l'hai cantata subito, non appena è uscita, quando Sergio Bruni la portò al festival, però poi tu l'hai incisa. Io la cantavo negli spettacoli. Sì. Ma poi l'ho portata. Vabbè, lo racconto dopo sto fatto. No, raccontalo adesso. Dunque, era... No. Vabbè, lo vuoi raccontare dopo, va bene. Allora, abbiamo invece adesso Astrignete a me, che l'ha scritta Moxedano Iglio nel 1970, perché un po' più recente. Più recente. Questa qui la cantò Mario Trevi, questa canzone. Sì, l'ha lanciata lui. Sì, perché gli stessi maestri, nella stessa casa discografica, dissero pure a me, falla pure tu, Nino. E va bene, l'hai cantata anche tu. Va bene, vediamola subito. Sì. Astrignete a me, non ho vita che hai mare per te, e si già morire, è più bello morire in braccia a te. No, tu non sei l'amore, tu sei il vento che passa e se ne va, mi fai sentire come una foglia e non ti stanchi pazzia.
soffierne tuo solo per me, si dà già perdere per sempre. Dimmi bugia, dimmi bugia, la verità non vale niente, si perde a te. E guardami qui, e sti lacrime parlano nete, a stringe da me. Io volessi morire in braccio a te. Si dà già perdere per sempre. Dimmi bugia, la verità non vale niente, si perde a te. E guardami qui, e sti lacrime parlano nete, a stringe da me. Io volessi morire in braccio a te. Io volessi morire in braccio a te. A stringe da me, benissimo questa. Tu non l'hai seguita? Vabbè, Ero distratta. distratto. Allora, La prossima? la Ti ho prossima. fatto Che hai fatto? un regalo. Io perciò mi ero distratta. E tu ti ricordi che quando hai saputo dell'artista che arrivava, A Foggia. come sei venuto con la macchinetta, con la 500? Con la 126 di corsa, Io ne ho- in quarta, tutta in quarta. Come hai saputo subito sei Di venuta corsa alla televisione. di corsa. Ecco. Hai voluto Vedi- fare quello che... E vabbè, vedo ma io. qua parliamo da soli, se non diciamo che stiamo dicendo, stiamo litigando perché io non volevo che che portavi questa cosa. Allora, vabbè. No, perché? Diciamo su, Devo fare sveliamo. Devo fare un regalo Eh. a Lucio del Sesto Senso e a Caradonna. Sì. Perché mi portarono, io conducevo nel programma, Sì. e mi portarono a Finizio. Sì. No, glielo dissi pure Sì, ma io. perché era appena uscito il suo nuovo disco. Il suo nuovo disco, E che infatti doveva- che io da qualche giorno, da 3-4 giorni, mettevo a casa, non so se all'epoca era il CD ancora o il disco. C'era il disco e il non CD ri- no, il CD non c'era. ricordo se era La cassetta, la cassettina, no, comunque io già sentivo questo brano del quale me ne innamorai immediatamente, per cui come sentii oggi pomeriggio arriva Gigi Finizio a Foggia, io presi la macchina di corsa. Finizio andava per la Maggiore In quel periodo, però sì. anche adesso, diciamo, Sì, fa delle canzoni meravigliose, delle colonne sonore bellissime, spesso e solo che volentieri. qui c'è i capelli e adesso non c'è i Non ce capelli. li ha più, ma adesso non si usano più, molti non si ormai si rasano tranquillamente perché non si usano più ormai. Va buono. Va bene, comunque vediamo La questo, vogliamo vedere? vediamo questo video. Senti un po' che dice Lucio. Vediamo. Giusto come hai detto tu, cara Morena, dove sei andato a intrufolare, non so come hai detto, intrufolare Lucio Sesto Senso. A dove via intrufolai? Dove ci stanno gli ospiti? Gli ospiti sono Enzo Caradonna e il mio compare, noi fazzoletto, compare Grasso, insomma, come si dice? Perché lui ha tenuto, che fate, non mi inquadrate? Ah sì, lui ha tenuto a battesimo l'LP 2 volte di Napoli di Lello Fiore, no? Allora, il mio compare, grazie, Gigi Finizio. L'intervista la farà magari Nino Dele, però Gigi che ci vuoi dicere subito prima?
Ma prima di tutto io sono tanto contento oggi di essere qui, di ritrovarti, perché tu ti ricordi che da quella puntata, l'altra puntata, insomma di tempo fa, non ci vedevamo, quindi la mia felicità è immensa. Poi ritrovare Nino Delli che, a parte il fatto che nel passato sono stato un grande fans dei suoi dischi, e quindi mi ha fatto tanto piacere di vedermi qua. E con l'amico Enzo Caradonna, che è stato squisito. Questa stretta e questo bacio te lo do a nome di tutti i nostri telespettatori, perché tu devi sapere che è battuto pure a Nino D'Angelo qua, no? Amano più te rivali, che Nino diciamo, D'Angelo. erano i due rivali e si parla di una voce più Non si pulita. conviene? No, non è che sono convinto, sai che cos'è? Ti spiego subito. Mi dispiace fare... Concorrenza? No, concorrenza, metterla sotto forma di competizione, perché lui è un amico, diciamo. Io sono amico di tutti quanti, perché dobbiamo parlare di D'Angelo? Benissimo quello che dice Gigi, però non è competizione. Lasciamo che la il competizione pubblico l'ha fatto il pubblico, ecco, la fa il pubblico. cioè l'ha fatto il pubblico già in Meglio passato, che noi non ne fa... parliamo, ecco. Va bene. Beh, un'altra emozione la provo pure io, perché io l'ho visto nascere Ecco. a Gigi. Stavo nella stessa casa discografica, lui aveva nemmeno 9 anni. Infatti. E io mi meravigliavo che suonava quel pianoforte divinamente, giusto quando ha dato le canzoni a Patrizio e la prima, cioè le prime a Nino D'Angelo, erano tutte firmate. Io mo che cosa mi meraviglio? Che posso dire? Avere Che emozione... Caradonna ancora non esce e dice: ah, posso dire pure una patente? Eccolo. Io oggi Parlaci un po' tu LP, va, che sta andando bene, lo dice anche Nino Delli, perché è distributore, Nino Delli no, è vabbè, distributore. è la verità. Io sono qui in veste di accompagnatore di Gigi Finizio, anche perché tra me e Gigi Finizio è nato un feeling particolare. C'è una grande stima proprio. E fra poco ci sarà anche un lavoro fatto insieme, poi dopo nel tempo e col tempo si verrà a sapere tutto questo. Comunque io ringrazio le persone che si sono messe a disposizione per Gigi Finizio a Foggia. Noi ci rivedremo in qualche prossima puntata, perché vorrà registrare per me. Questa sera io sono solamente in veste di accompagnatore del mio amico Gigi Finizio. Prima ero io ad intervistare, facevo parte di questa trasmissione, ma so che va benissimo, continua il successo anche con la scia della Eco dell'anno scorso. Allora, E di 2 anni fa. E di 2 anni fa, allora ancora auguri, va bene? E lasciamo sempre la parola a Nino Delli per fare questa intervista. Sì. Bene, io che posso Gigi dire? Finizio. Noi ve la siamo. Trattamelo Ciao, bene, ragazzi. ciao. Ciao. Divertiamoci insieme poi dopo. Allora Gigi, parliamo dell'ultimo LP. Sì, Ecco. questo se lo abbottoniamo qui va bene, no? Ormai- Parliamo con i tecnici cameraman. Possiamo pure abbottonarlo. Ok. Tanto c'è Dio, come si dice? Dio da lassù che ci pensa, dalla regia. Allora Gigi, l'ultimo lavoro tuo è quasi tutto tuo come autore e compositore, tranne qualche altro autore se non sbaglio, sì? Sì, questo lavoro si chiama Io, Gigi Finizio. Sì. Io perché Perché io? diciamo che mi ci sento dentro al 100%, pure perché è una mia produzione. Lo so. È stato creato sotto il marchio di Effetto Musica, un marchio nuovo, un marchio che ho aperto io, e quindi mi sono avvalso della collaborazione di tutta la mia equipe, insomma il mio gruppo, per quanto riguarda la realizzazione del lavoro Diciamo anche discografico. i nomi. Certo, l'opera prima, per esempio, ci sta il tastierista che è Carmine Liberati, Sasarim alla batteria, Mario Sellitto alla chitarra elettrica, Pasquale Russielo che ha collaborato anche in alcune musiche dei pezzi e suona il basso elettrico. Gli arrangiamenti sono stati curati da me, è un disco tutto suonato con il cuore, con le mani, senza l'aiuto del computer, quindi non c'è niente di elettronico e di matematico, quindi è tutto, c'è tutto di espressivo, certo. E quindi c'è un pezzo di cuore di Gigi Finizio. Era il momento che ti dovevi esprimere, cioè da parte tua, senza avere altri collaboratori. Comunque anche nel passato i tuoi arrangiatori sono stati validissimi. Sì, certo, però certo, la tua esperienza ha voluto, dici, mo devo fare da me. Adesso devo fare anche io. come etichetta Devo dare discografica. tutto di me È al giusto, è pubblico. giusto, giustissimo. Beh, il futuro cosa c'è? Cosa farai? In futuro diciamo? spero di fare tanti altri album del genere per sollazzare e per soddisfare il mio pubblico. Andranno sempre bene. Sì. Allora, visto che il tempo stringe, È tiranno. è tiranno,
Quali sono le canzoni che ci presenterai stasera? Ma io vorrei cantare così. In ordine... Non voglio sapere niente, a sorpresa, vediamo la regia che cosa ci manda. Il primo è Stefani sicuramente, il secondo è... vabbè, basta, se no poi le dico Comunque tutto. mandiamo anche un saluto al maestro Polverino che è qui presente in mezzo a noi. Ok. Ecco, benissimo. Allora, a voi Gigi Finizio. Ci sei, chiudi il tuo numero così, nudo integrale, poi ti perdi nell'oscurità. Che amore è? Sì che le appartiene a me, in poco tempo tu regali a chi nemmeno sai. Stefani, dimmi che senso ha, tra mille sguardi ti spogli, sorridi come sai fare tu. Stefani, non sai domani vederti nuda stampata sui muri e credere ancora in te. Stefani, a modo tuo forse mi ami più di chi è legata a lui e gli ferisce i sensi suoi. A casa tua col viso a pezzi e il trucco giù, senza eleganza poi ti spogli a letto, tornerai. Stefani, dimmi che senso ha, tra mille sguardi ti spogli, sorridi come sai fare tu. Stefani, non sai che male fa vederti nuda stampata sui muri e credere ancora in te.
sei riconosciuto. Mi hai fatto la sorpresa, mi hai fatto, va bene. No, ma io stavo andando in ufficio, ero vestita per andare in ufficio, sento questa cosa di corsa, anziché andare in ufficio quel giorno, comunque... Ma lo stesso tu andavi cioè facevi la danza? Sì, cioè, no, quello volevo dire, che in quel periodo andavo a danza alla Tersicore e devo salutare Lucio, che fu lui a insistere, ma come vai a danza? Dai, improvvisiamo qualcosa. Mi ricordo che tu dicevi, no Iole, ti prego Iole, non farmi fare brutte figure, che cosa devi fare adesso? E Lucio disse, Toni, fatti i tuoi, non ti preoccupare, me la vedo io. Lucio del sesto senso. Sì, fu Lucio che insistette e disse, come vai a danza? Dai, improvvisiamo. Per cui io invece, anziché andare in ufficio, venni... Comunque, devo dire la verità, sia Gigi Finizio che Nino D'Angelo li ho conosciuti personalmente, tutte e due bravissime persone, molto umili e tranquille, devo dire la verità. Allora, dopo questa improvvisata abbiamo invece E Cummarelle. E Cummarelle, sì. Questo è un brano allegro, penso. Gigliati Gianesi. Cummarelle, so bella, ma voglio bene a Stella. Che bella. Hai visto? Allora me la ricordo, questa me la ricordo. E poi accontentare, non mi faccio aprire, la cana da là e porta a Margellini sotto braccio. A passeggiare, me la sono ricordata questa. Allora, 1952, sì. Gigliati Giannini. Sì. Vediamo Maestro Giannini, un grande pianista. Benissimo, vediamo questo video. Tu vi che Pavarello, non per dire son corre, Cummare e Cummarella stanno sempre attorno a me. Saravano e finestre, si mi vedono passare, persino l'aucilla fanno a gara per cantare, perché so sempre all'era della riuna. Cummare e Cummarella, so bella, ma io voglio bene a Stella, che bella, ma per raccontare non mi faccio pria. Una canna da là mi porta a rivire sotto braccia a passeggiare. Poi che Pavarella tutta la gente parla me, si dice che una stella presto tardi attacca ma quella mi ha risposto non mi voglio maritare, ma facciamo una cella sulla stella mi ha chiamato, invece mi va bene, cerca amore e la riva. Cummare e Cummarella, so bella, ma io voglio bene a Stella, che bella, ma per raccontare non mi faccio pria. Una canna da là mi porta a Margellina sotto braccia a passeggiare. Cummare e Cummarella tutto quanto hanno a sapere che finalmente Stella in braccia a me viene a cadere. Mi chiama traditore Carolina e Cacciafà, Carmela e Concettina fanno finta di sparare, però quando mi sposo tutta vengono a cantare. Cummare e Cummarella, so bella, ma io mi sposo a Stella, che bella, ma per raccontare non mi faccio pria. Una canna da là mi porta insieme a sposa sotto braccia a passeggiare. Ma per raccontare non mi faccio pria. Una canna da là mi porta insieme a sposa sotto braccia a passeggiare. Mi porta insieme a sposa sotto braccia a passeggiare. Eh sì. Simpaticissima questa Sì, canzone. bella canzone. Questa lanciarono due che non erano napoletani. Antonio Basurto, che era
dell'Abruzzo, Sì. quella che fece per la prima volta, e poi balla ci voleva si ricorda proprio che lui lancia, Antonio Pasutti. Sì, sì. Però cantava pure qualche canzone In napoletano? sì. E stava con l'orchestra a Napoli, Antonio Pasutti e Gino Latilla, Ah, ecco. il marito di Carla Bombi. Fecero il lancio. di Lanciarono questa questa canzone. Sì. Invece il prossimo brano che andremo ad ascoltare è Stasera è amore. Ah. Questa non me la Qua ricordo. l'attore sono io. E tu sei sempre l'attore. Sempre l'attore. Vabbè, questa qua sta fatta in casa mia, a casa tua. Cioè, Ah, sì, allora ho capito che di quale videoclip parliamo. Questa qua, stasera è amore, dall'LP dei Fazzolettini. Sì, allora 1983 se Sì, non ricordo 83, male. sì. Sì. Moxedano Ma no, sì, i miei autori. sì, 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 sì. Va bene, vediamo subito. Fiorini. Fiorini, ma sì. Stasera è amore e Fiorini. E Fiorini Iglio, sì, sì, perché sì. tutte le LP di Iglio, Iglio. Moxedano, però eccetto queste due canzoni. Questi due brani che andremo a sentire Sì. adesso. Va bene, vediamo questa, Stasera è amore. Come sei bella, anima mia stasera, sto chiamando di facemmo amore, sti in bocca nostra tremano, i vaso non si contano, che sia serata nostra per campare, fatta vicino a me, non ti scusare, che sia un momento tutta gioventù, quanta volta me l'ha suonato, e te tenere così, non me lascia, stasera non parlo, e sai perché? Voglio soltanto sentire, ma stai morendo bene, braccia a me. Non me lascia, stasera non parla, e sai perché? Voglio soltanto sentire, ma stai morendo bene, braccia a me. Stasera è amore. Dunque colgo l'occasione per salutare tutte le comparse, tutte le amiche che sono venute nei miei filmati, Beh, artista, non artista. Sì, sì, sì. Ma Che oggi... se sono in ascolto, Eh sì, le saluti tutte. le saluto tutte quante. E grazie. Certo, certo. Un altro videoclip, sempre, dove sicuramente avremo un'altra comparsa, è Stai sempre una maniera. E Sei sempre nervoso, appoggi sempre la manetta. e questo sicuramente allegra, Sì, e, allegra, e allegra. sarà sicuramente anche simpatico il videoclip. Sì. Questo brano invece è di Esposito
Marotta, mi No. pare. No, sì, Esposito Sì, Marotta. Esposito Marotta. Esposito Qui Marotta. non c'entra nemmeno Elio. qua. Sì, nemmeno in questo brano. Va bene, vediamo subito questo video, sicuramente simpatico. Si un romanzo giallo senza fine, si una tragedia, una calamità. A sera quando marra di ragazzi, volessero sorrisi per suonare, invece non appena bussa morte, non nella mia stai pronta a cominciare. E stai sempre in una maniera, non te posso portare, questa faccia sempre appesa, solo mai sai io contare. E stai sempre in una maniera, non c'è sta niente da fare, per la mia mi metto in croce, non mi fa per spastriare. Si sa picciolo do forno, si un guaglione chiagna sempre, so cose che succedono con chi da può pigliare. E stai sempre in una maniera, non te posso portare, e fattella una risata, senta a me non ci pensare. Si io ti dico vista di stasera, ti porto in tuo locale a ballare, una isa di spalle mi risponde, ma che si pazza che si muove a ca. Per me capisci stanno a gente armata, e gente qua ci vanno capitare. Si sa picciolo do forno, si un guaglione chiagna sempre, so cose che succedono con chi da può pigliare. E stai sempre in una maniera, non te posso portare, e fattella una risata, senta a me, non ci pensare. Non ricordavo questo videoclip, però ricordavo la canzone che era simpaticissima, e simpatico anche il video. Tutto l'LP era bello. Era bello, sì, sì. Non so, vediamo un po' la regia cosa ci prepara. Siamo alla fine del discorso. Dovrebbe esserci Scrivimi o all'Ave Maria, quello che volete mandare. Sì, sì, va bene. Vediamo scrivimi. Questa è, giusto papà? Sì. Ok, a Napoli mie da Tony Barletta. Vediamo questo video. Tutte quante, fino arriva a 16. Una lettera che non arriva mai, e una speranza e una parola bella, e una tristezza e una giornata scura, per me, che sto aspettando. Voglio sapere se io me ne pronto, immaginata già da passata. Pensaci, se sto venendo a lavorare, io sono contento e mi piglia, c'è te felice da può fare.
è meglio una bugia per me che resta qua. Si stuvolena ma ora io so contento ma piglia siate felice di può no dura ma dura è meglio una bugia me che resta qua. Amore scrivimi, io ti voglio bene. Amore scrivimi, io ti voglio bene, io ti voglio bene. Ormai con i cellulari oggi non si scrive più. No, lettere non se ne scrivono più. Mi dicevi che questa l'ha presentata Sergio Bruni a un festival di Napoli. Sì. Dopo invece... Grotta Sergio Bruni, il paroliere. Il paroliere. Abbiamo invece l'Ave Maria, cantata in chiesa da te. Dici un po'. Leggendo le parole e cantando. Perché mia figlia ha voluto che le cantassi l'Ave Maria in chiesa a Trani, la cattedrale di Trani. Mi obbligò di cantare, io ho dovuto prendermi un po'. Qualche giorno prima un po' di fastidio, un po' di prove, eccetera, eccetera. Vabbè, io non l'avevo mai cantata l'Ave Maria. E poi invece ti è venuta la voglia e l'hai incisa? Sì, dopo l'ho incisa. Quella proprio l'ho incisa, ma proprio quella che ho cantato nella chiesa. Ah, quella originale della chiesa. Sì. E in che ti ricordi in che CD stai? No, in un CD dove sta Padre Pio. Quello che mi hai detto di Padre Pio, che dobbiamo parlare, poi faremo una puntata su queste. Diciamo, ho capito. Ho messo qualche altra, Padre Pio, ho messo San Michele, San Michele Arcangelo. Va bene, va bene. Vediamo il video allora. Questo già che ha tanto peccato, credo al suo dono. Un ciglio è sull'altare innanzi a te, e a te quell'innocenza cerca pietà. Celeste Madre sei, che ognuno attende la pace che solo tu puoi donare. Ave Maria.
nella cripta, mi dicevi, nella Sì. cripta di Trani. Di Trani, sì. Noi siamo giunti al termine, per cui Sì. dobbiamo salutare tutti e darvi appuntamento a sabato prossimo alle ore 21 e in replica sempre alle ore 21 il martedì. Speriamo di avervi fatto compagnia, ringraziamo sempre i supermercati Convì che ci danno la possibilità di farvi vedere tutti questi bellissimi video e un saluto a tutti. Vi saluto anch'io e arrivederci alla prossima. Addio fanciulle care, domani me ne vo, ma vesta militare, usciabile sciaccò, partite c'asilo, che impaccia sto cuore vostro, ma via che c'è il posto, ora chi non lo può. Nanni, miette da chiagnere, non è, ma se mi faccio, lo si dammo un pizzico, carme che mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. In faccia non scritto, che non scritti so, o generale a dit, sceglie che grado. Buon'uomo dice frise, te metto in coppo braccio, così in amiche faccio quello che non si può. Nanni, miette da chiagnere, non è, ma se mi faccio, così dammo un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Mannaggia che una guerra stavolta non si fa, se no tutta la terra vorrebbe far tremare. Fra un anno alla stazione venite tutti quanti, col grado di tramante Totonno tornerà. Nanni, piette da chiagnere, dune, ma se mi faccio, non si dammo un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Supermercati Convì. La differenza in evidenza.